Marola Acquasanta Brugnato, chi avrà la meglio staccherà il pass per i play-off regionali. Padroni di casa che hanno chiuso il girone E di prima categoria al secondo posto e in semifinale hanno superato il Segesta pareggiando per 0-0 e passando in virtù del miglior piazzamento. Il Brugnato invece ha vinto 4-1 contro la Bolanese e oggi deve vincere ancora. Nei 120 minuti arbitra l'incontro il signor Alessandro Di Maria della sezione di Chiavari. All'8° minuto la prima occasione per il Marola, Garibotti calcia in area sulla respinta di Bleve, Tregrosso spara alto, sopra la traversa. Poco più tardi ancora padroni di casa in avanti, il tiro dalla distanza di Porqueddu, ben servito da Tregrosso, non c'entra la porta. Alla mezz'ora ha annullato una rete a Castellanotti, Castro dalla sinistra sterza inventa per il compagno che secondo l'assistente numero 1 di Di Maria si trova al di là dell'ultimo difensore del Brugnato. Inutile la realizzazione del numero 7 locale tra le proteste. Della panchina arancionera qualche dubbio, dalle immagini rimane. 4 minuti dopo è l'altro numero 7 di giornata, Baccelli, ben servito da Gavini, ma Biagioni si oppone con il piede e mette in corner. È l'ultima occasione del primo tempo, squadre che vanno negli spogliatoi sullo 0-0, un risultato che garantirebbe il passaggio del turno al Marola Acquasanta. Al 10° della ripresa però arriva lo squillo del Brugnato che sblocca la partita, gli ospiti manovrano al limite dell'area di rigore, il pallone arriva sui piedi di Cidale che è abile a saltare la linea difensiva di casa e mettere un cross basso che viene solo sporcato dalla retroguardia, ne approfitta Luca Gavini, un tap-in facile ma importantissimo, quello realizzato dal classe 1999, questo è il gol numero 13 in stagione per il giocatore bianco-celeste, senza dubbio, anche quello più importante. Prova a rispondere il Marola al 59°, Guano va giù in area di rigore, troppo poco secondo Di Maria per concedere la massima punizione. Noi come sempre ci affidiamo alle immagini. Pochi giri di lancette più tardi Baccelli si divora il gol del possibile 2-0, ma è ancora bravissimo Biagioni, sempre con i piedi a tenere vive le speranze dei suoi. Nell'ultimo quarto d'ora il Marola si getta in avanti alla ricerca del pareggio, ma al 70° Bleve blocca a terra la conclusione debole di Castro e poco dopo respinge a 2 mani la punizione dal limite di 4 mani, e scusate il gioco di parole. A 5 minuti dal termine succede di tutto nell'area del Brugnato, 2 giocatori del Marola cadono in area di rigore, Di Maria lascia proseguire, ne scaturisce una mischia che prova a risolvere il subentrato Ciccarello, ma è ancora decisivo Bleve, questa volta in uscita. Dopo 5 minuti di recupero il direttore di gara pone fine alle ostilità, impresa del Brugnato che da neopromossa vince i playoff del suo girone e si giocherà l'accesso in promozione con Argentina, Savona, Superba e Panchina.